Parecchi anni fa che a Città d'Ajaccio propone a settimane di lingua corsa. L'appuntamento più importante di questa manifestazione è la giornata che riunisce in piazza di Udiamanti i differenti partenari che si sono impegnati a pro di lingua corsa tutta l'annata. Siamo qui per scontrare i nostri partenari in due quattro di settimana di lingua. Allora, la settimana di lingua cosa è? È un'idea al principio abbastanza semplice e di il Consiglio esecutivo Petrudionga voleva che l'azione a favore della lingua corsa, in lingua corsa, per lingua corsa, siano visti in tutto il territorio di Corsica e che la gente possa vedere ciò che si fa in due quattro di l'imparare e di trasmissione della lingua. Abbiamo qualche partenario privilegiato, per esempio è vero che la Comune di Ajaccio da principio si è ingaggiata, si è impegnata a difendere questa idea con l'implantazione così nella Piazza del Diamante di parecchi tendoni, di parecchie animazioni. E ciò a dire che in tutto il territorio è un affare di 250.000 euro che sono distribuiti per la settimana di lingua. Quest'anno sono stati parecchi banchi a proporre una scoperta di isoazioni, come qui di Ugreta che ha messo in base un certificato di lingua corsa. Lo scopo è di proporre attività utili alla pratica della lingua. E qui che i candidati potranno accertare il livello di lingua con prove scritte e messe in situazioni. Ma da noi non rispondono. Fanno arrecchi di marcanti. A luna spunta. Tutta rossa che ci sta più caldo, usiglione, a luna spunta da recaglini, si spetta, oh, è meravigliata, sta a Santa Figherini che sconfinetti sono oggi. Noi rappresentiamo la Liga Corsa di Scacchi, dunque è molto importante per noi di seguire oggi, perché diamo molta importanza alla lingua corsa. Abbiamo formatori in lingua corsa, abbiamo fatto i libri in lingua corsa per iniziare la nostra gioventù in lingua corsa. Dunque la Lega interviene in tutta Corsica e ci sono formatori in Bastia, in Portivecchio e abbiamo formatori anche che fanno i corsi di scacchi in lingua corsa. Dunque per noi naturalmente oggi era normale di seguire per rappresentare la nostra attività. C'è la ramenta di noi a presenza di Alexandre Casamart di l'Associo Corsica Mora, che è sempre pronto a partecipare a questo genere di avvenimenti. La nostra azione è di far scoprire i giochi di Mora ai sitieli e attraverso di la sua pratica di mettere in valore la nostra cultura, le nostre tradizioni e soprattutto la nostra lingua. Bon, cioè sapere che per giocare a Mora non c'è un'onda, basta giusto a voce e mani e cioè trovare l'addizione di due mani. Gli agricoltori corsi erano qui dava scoprire al pubblico la sua produzione. E tanto che giovani agricoltori installati da poco hanno arrivato a testare i suoi prodotti che sono stati fatti rispettando norme d'alta qualità, vini, cagi e roba porcina da rallegrare i visitatori. Ho cominciato a scrivere libri quasi 40 anni fa e il primo che abbiamo fatto ancora più probabile era sul rosso qui, quelques aspects della vie rurale en Corse d'hier. Più di 1000 pagine e più di 2000 risegne a piuma e dopo ho continuato, poi occupare il babbo se ne è morto e ne ho fatto una manza all'altra, non la lingua, non la cucina, non il porcedo, come noi facciamo sempre il nostro porcedo, charcuterie all'antica perché è più moderna. E dopo ho fatto quest'ultimo libro qui, a Nantivari, e di fare stuigli, materiali, apparati industriali di una volta, e di così che ho fatto una manza di vecchi vari e di vecchi stuigli, fare
mazze, pinnate, trapane e altre cose. E poi qui, stuiglie, per esempio qui, taglio le calitri, un mezzo di calitro e tutto, un doppio litro, un litro, insegnamento un più ciucco, un 10 litri. Ci sono tutti, non se ne vede più, sono tutti in plastica, sono tutti made in Cina. Allora, l'affare è differente. È stata installata di nuovo in piazza di Diamanti una ciociaria provvisoria. Ha accolto i siti duci proponendo le attività fatte in lingua gorza come il disegno a musica. Allora, come ti chiami tu? Come? Leandro. Allora, Leandro, che ti è che? Agorska. Ah, dillo più forte. Agorska. Torna. Agorska. Mi hai un baciuccio a me? Ah, cavolo. A messa in piazza di questa attività si è fatta in linea con l'educazione nazionale che ha voluto sottoporre al suo sostegno per la riuscita di suo progetto. Uno, due e tre. Io gli direi, uno, due e tre, non si torna a me. Ciao, come più le duccio, tutti nu come cielo, e malva come a violetta. Oh, tu n'hai dato, tanti colori di libertà. Papi, tu hai qui sul mondo, tanti colori quantità. Bello, così grazioso e bello, imprestami le domani con le vie treculane. Treculane vete d'oro, come un antico tesoro, e trasportare di stelle sperte con le zidelle. La socio tutti in piazza torna una volta a risposa a Tiam ed è con gran piacere che ha fatto badare più gay maiò a Nantes a quadriglio. Era di nuovo presenti la socio occhio a occhio che ha rimesso in valore i panni tradizionali gorzi. Abbiamo cominciato dicendo due parole per ringraziare, per cominciare l'anziana municipalità che ha messo in piazza sul servizio della lingua gorza. Dunque voglio ringraziare e voglio assicurare che continuerà ancora a squadra di Renzo Marcangeli come il lavoro del servizio della lingua gorza, il lavoro che è stato fatto e che è stato cominciato dall'anziana mandatura. E poi voglio ringraziare il servizio della lingua, Stefano Gonca,
Mariana D'Alesantoni avrei dovuto cominciare a parlare, che è una donna, le donne si mettono sempre in prima. Mariana D'Alesantoni e Oliviero Lacroix sono tre persone che lavorano con gore, sono pagati per fare, ma lavorano con gore in passione. E il risultato si vede qui, si vede che un mondo che c'è in questa piazza per giocare in giro la lingua, per parlare corso. È un vero paesolo di Corsica, a mezza iaccia, a Piazza del Diamante, Carcassimuli, con questo sole magnifico. Può essere che questo sole accompagnerà la bene di la nostra lingua in anni che bene, in tutti i casi, sono qui e siamo qui per fare. Per compiere questa giornata e questa settimana di lingua corsa, abbiamo accolto il gruppo Italba che ci ha incantato con la sua poesia e la sua musica. Ci ritroviamo un altro anno per una nuova edizione. Sentimi misteriosi che lo spirito abbraccia. Dove sono, dove sono,